Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, eccoci qui ancora col Gran Maestro Andrea Stella Buongiorno a tutti. e oggi, come avevamo già accennato nell'ultimo video, anziché fare braccio e mente, faremo una mossa a testa. Pensi che sia più complesso questo, Andrea? Dipende dagli sviluppi della partita. Ok, allora vado a fare una partita. Abbiamo visto che con 10 minuti più o meno ce la caviamo, Mhm. quindi continueremo questa strategia. Allora, so appena parte, siamo i neri e vediamo il nostro avversario. Non ho ancora mosso, anzi mi sa che la partita verrà annullata perché non sto muovendo nulla. Forse ha visto che accanto a noi... Ah no, ok, ha mosso. Chi Eh, inizia? Inizi tu? va bene, facciamo qualcosa di strano. Che tristezza. Cavallo F6, lo ti posso ripagare con la stessa moneta. Penso che la Scandinava abbia delle buone potenzialità se studiata. Non l'ho mai studiata, ma a questo punto potrei fare. Non so se ti piace, però. Dov'è il detto che un pedone è un fedone? Alfiere per E6? Ma sai che... Ok, non muovi, poi ti dico. Ok. Sto pensando a questa che sembra essere anche carina. Però così poi cambiamo le donne e non mi piace più. Quindi, ok. Ma ti dicevo che qua in Spagna cattiva si dice mala, no? Ah, E scandinava si dice uguale e scandinava e i giocatori professionisti scherzosamente anziché dire e scandinava dicono e scandimala per dire, per dire che è un'apertura diciamo ok. un po' rischiosa. Ok, a Rocco? No, Ok. però si può giocare, però è rischiosa. Ora Ok. tocca a te. Abbiamo un pedone in meno. Sì, esatto, è sempre da È ricordare. una sofferenza. Sempre da ricordare. A questo punto proviamo a fare così. Mi aspetto un C4 da un momento all'altro. Mm, Ma non è la fine del mondo. Ok, ok, D4 diciamo C6 e il pedone in D4 potrebbe risultare indebolito, no? ok. C6. No. Siamo sempre peggio perché abbiamo un pedone in meno, però si resiste. Però magari, non so, magari... ok. Mi viene voglia di donna C7, vediamo se ha qualche controindicazione. Al momento sembra di no. Mm, ok. E a occhio quando abbiamo l'alfiere quando un pedone lì e noi abbiamo l'alfiere in E7 e la donna in C7 avrei paura di espormi a qualche forchetta, però non dovrebbero Mm, essere. mm, mm. Non dovrebbero esserci. Ora eh, vediamo. Rischiando, ok, quindi così. Allora, visto che abbiamo un pedone in meno, mi piacerebbe cercare un compenso posizionale, proviamo a creargli un pedone isolato giocando B5. Perfetto. Interessante, no? Sì, esatto. Ok, sì, ce l'ha massa. Finalmente, però no, non possiamo recuperare, no. Eh,
No, No, non... una mossa intermedia. Sì, appunto, no? Ok, ok. Dico, forse recuperiamo il materiale, no? Sì. Ok, fammi pensare. Allora, Ci sono tante cose belle. allora, le mosse candidate che sto pensando sono torre B8, cavallo C5, C per D5. Diciamo, tempo ne abbiamo per ora. Per ora. Siamo... Su torre B8 anche un sacrificio di donna potrebbe essere possibile. Però Ah, non deve essere granché, però non lo so. B8. Ma io proporrei cavallo C5, spero che approverai. sì, sì, stra approvo. Ok, adesso devi mettere la donna in C2, tipo. Ok, a casa. Uh. Tempo di... Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Tocca a me, eh? Stavo pensando a una torre di 8, ma forse non vorrei forzare troppo la Si posizione. può fare anche dopo, no? No, non credo. Esatto, sì, sì. Allora a questo punto pedone per D5. Sì, torre di 8 è una bellissima idea che c'è nell'aria. Ora, sbaglio, dobbiamo ringraziarlo. Cavallo? Ok, cavallo. E cavallo per D5, giusto? Cavallo per D5, scusa. Ok. A volte E ci si adesso si può confonde tra fare. le varie versioni, no? Esatto. E ora Christian ha la possibilità di... Esatto. Mi verrebbe da dire torre in A, va in D8. Penso sia abbastanza indifferente, forse. Io penso c'è una grande differenza. C'è la grande... No, 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 non voglio dire che cattiva è la tua torre, magari Ah quella no, no, buona. beh, ok, ok. No, no, E no. su RFD8 magari cattura in A8. Sì, è vero, cattura e poi c'ha un buon compenso. Ora... Abbandona. Ah, 1899. Ah, che dolore, quando ti danno a scuola ti danno 9,5 anziché 10. E la cosa buona è che anche lui crede nel materiale, no? Sì, eh sì, alla fine questa scandinava si è Sì. rivelata. Possiamo tornare indietro. Certo, certo, analizzerei a volentieri. Vediamo che tasso di precisione. Tu ci credi, Andrea, alle percentuali di precisioni che dà Chess? Mm, no, 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 non lo so perché No, mi non dice un può- computer. no, non so, dipende, dipende non so bene quanto sia forte perché un motore online, visto che non controlli l'hardware, potrebbe essere molto debole o molto forte, no? Quindi Certo. a volte magari preferisco scaricare il PGN e poi andarla a vedere sul mio computer, no? Per controllare. Però, ok, vediamo un attimo. Però, no, però in linea di massima sì, in linea di massima sì. Cioè, se non ho dubbi, no. Guarda, su cavallo F6, ecco qua, in realtà se il bianco si accanisce a difendere il pedone alla mossa 3, gioca C4, Sì, qua si può giocare sia C6 sia E6, per esempio E6 è esatto. buona, e su di per E6, alfiere per E6, nonostante il bianco abbia un pedone in più, dopo, per esempio, se il bianco gioca alfiere 2, si può giocare C5, il bianco e il pedone D arretrato, la casa in D4 debole, si considera che il nero ha compenso, no, in generale. Perfetto. E
anche su C4, anche C6 si può giocare, su per C6, cavallo per C6, non so se si vede il compenso, E5, alfiere Ok. Sì. Però su D4 la cosa più normale è catturare il pedone, no? Ok. Per quanto ne sa. Col cavallo. Col cavallo, no? Cavallo per D5. Sì, mi dà solo fastidio C4, però penso che faccia parte della teoria. E se si gioca la scandinava già bisogna perdere un tempo, no? Quando si cattura in D5, no? Ok, poi C'è si la ritorna. mossa 2, no? E per D5, donna per D5 ti fanno cavallo C3, no? Certo. Oh, bisogna capire, è meglio un tempo, un pedone in meno. Ok. No, però va bene. No, si può fare C4, qua mi sembra che si faccia cavallo B6, no? No, normale. Dopo il 6 lui ha preso e qua se gioca bene obiettivamente dovrebbe essere difficile. Lui ha arroccato, cavallo BD7. Ecco qua quando lui ha fatto C4, per esempio, non so se lui gioca C3, no? Che magari non, però dico è un po' triste perché non si sa bene cosa fare, no? Gioca C3 non ha debolezze, no? Ok. O no? Ok, sì, è vero, è vero. Sì, Mancherebbe un po'. non hai piani di gioco, non hai idee, è vero. Sì, io ho giocato C4 perché oltre al pedone in più, oltre a essere un pedone in più nel finale, controlla anche più centro, no? Cioè più che altro controlla caselle, ci lascia senza piani. C4, C6, cavallo C3, donna C7, donna B3, qua B5, quantomeno. Se lui qua con D5 un po' impazzito, no? Però se lui gioca una qualunque mossa, per esempio diciamo che fa, non so, H3, no? Per farne una. A posto di donna B3, Sì, su donna B3 B5, no? Cioè se lui fa una qualunque mossa noi possiamo prendere in C4, no? Sì. E dopo non so se sei d'accordo che col pedone in D4 isolato un po' di compenso ce lo abbiamo, no? Ok, perfetto. Dopo D5 penso che già recuperiamo il pedone, no? Cavallo C5 è buona, donna D1 C per D, no? Aspetta, Cavallo per D. scusa, ti ho perso un attimino, scusa Andrea. No, dicevo che dopo tutto dovrebbe essere buono, no? Dopo che lui ha spinto in D5, no? La presa in C4 deve essere buona. Così come ok, dopo come è andata la partita realmente. Su cavallo C5, donna D1, anche C per D5, che il fatto deve essere buona, no? Tra l'altro torre a D8, comunque guadagna un pedone, però è meno, cioè C per D5 gli permette di cadere nella trappola, no? Certo. Lui ha catturato in D5, penso che poi l'inchiodatura con torre a D8 sia decisiva, no? Assolutamente. Sì, qui esatto, non aveva visto l'inchiodatura. Poi con un pezzo in più dovrebbe essere relativamente facile, no? Sì, qui proprio qui è un casino. Cioè qui assolutamente secondo me ha fatto bene ad abbandonare. Sì, penso anch'io. Sì, beh, meno male che si è un po' fortunati anche qualche volta. Dai. Ma adesso ai tuoi livelli non capita, ma a questi livelli capitano queste cose. Quindi bene, dai, è stata comunque un'ottima partita anche questa, nonostante qualche pazzia iniziale, so che per te i pedoni contano quanto, anche perché possono diventare donna alla fine i pedoni, quindi sono importantissimi. Diceva Philidor, no? Che nel 1700 che i pedoni erano l'anima degli scacchi, no? Sì, e anche nel 2020 è così. Va bene Andrea, noi ti ringraziamo come sempre per il tuo tempo e la tua disponibilità. Ciao a tutti! Grazie, a presto. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!